Grazie all'immediata attività da parte dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia, con l'ausilio anche nel caso specifico della Guardia di Finanza, il personale si è immediatamente prodigato, c'è stata una risposta immediata, efficace, e questo fa parte anche di un dispositivo di controllo, di prevenzione, di vigilanza del territorio che è sotto gli occhi di tutti. È trascorso pochissimo tempo dallo sparo con un fucile a canne mozze calibro 12 che alle 23:30 di sabato ha ucciso in un bar di San Geremia Khalil Mallat e l'arresto da parte dei carabinieri di Raffaele Marconi, rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore con l'accusa di omicidio volontario. Il prefetto di Venezia Michele Di Bari sottolinea con forza la rapidità di intervento delle forze dell'ordine a testimonianza di una presenza e di un impegno per la sicurezza invocata in Comune di Venezia probabilmente mai come ora in tempi recenti. Bisogna avere una costanza enorme, proseguire in questa attività, perché la prevenzione resta comunque il baluardo cui noi dobbiamo tendere sempre con maggiore efficacia. Khalil Mallat, la vittima, 25 anni, tunisino irregolare sul territorio italiano, padre da appena 5 giorni. Raffaele Marconi, l'arrestato, 33 anni, veneziano, dipendente di una ditta di trasporti, sposato con 2 figli. Ora le indagini dovranno stabilire dinamica e responsabilità di un omicidio che ha bruscamente e drammaticamente riportato Venezia all'epoca della Mara del Brenta. I familiari della vittima si costituiranno parte civile, uniti in un interrogativo che peraltro agita l'intera città. Perché?